E io nel frattempo avevo già sentito il nostro sceriffo che c'ha una novità. Beh, notizia di oggi, abbiamo sentito che lo sceriffo Gentilini, lo sceriffo d'Italia, vorrebbe rifare completamente la stazione dei treni di Treviso. È vero, Pronto? Eccolo qua! Oh, buonasera a tutti, ciao, ciao. Benvenuto nello sfogatoio di Radio Peter Pan ancora, sceriffo Gentilini, buonasera. E buonasera allora allo scolatoio di Radio Peter Pan, sì. Abbiamo saputo che ci ascolta veramente, sceriffo? Lei ascolta sempre lo sfogatoio, Sì, lo scolatoio ascolto sempre io quando posso, sì. Ma com'è sta notizia che vuole rifare la stazione dei treni di Treviso, mi scusi, perché? E certo, bisogna eliminare il cavalcavia dell'epoca mussoliniana per dare spazio a una bella stazione nuova. Ah sì? E come la sì. vuole fare questa stazione, mi scusi? Sotterranea, facciamo tutto sottoterra. Tutto sottoterra, ma scusi, ma i senza tetto che adesso comunque approfittano anche della stazione per trovare un posto al coperto dove dormire, che fine faranno? Ci mettiamo sulle catacombe? Come le catacombe, mi scusi? Eh sì, sottoterra, come ai tempi degli antichi romani. I romani che piacciono a me, quelli di Giulio Cesare. È vero, sì. Lo sappiamo che a lei piacciono i romani di 2000 anni fa, che tra l'altro ha nominato Giulio Cesare. Devo dire che tra lei e Giulio Cesare c'è quella piccola somiglianza, soprattutto di profilo. Sì. Lei ricorda un po' Giulio Cesare? Sì, certo che lo ricordo, certo. E poi è di razza Piave lui. Sì. Come di razza Piave? No, che razza Piave, mi scusi, antichi romani. E no, neanche. È qua su di Vittorio Veneto lui. Chico. Giulio Cesare. Ma non c'era Vittorio Veneto al tempo? No, neanche. Bisogna guardare i documenti. Si chiamava Caio Giulio Cesare Trevisan. Trevisan era il cognome? Sì, proprio, tu Questa cosa non la sapevo, non la sapevo proprio, sì, è stato uno dei primi alpini. Come l'alpino? Non c'erano gli alpini al tempo. Sì, certo, uno dei padri fondatori degli alpini. Quindi Giulio Cesare era un alpino? No. Sì, molto devoto al dio Bacco, che tutti sappiamo essere non dio del vino, ma del prosecco. E scommetto che al tempo beveva il prosecco. Sì, anche lo spritz se ci stava. E della storia di Cleopatra che mi dice? Anche a Cleopatra piaceva la penna dritta e lunga dei suoi alpini. Sicuramente sì. Ci aspettiamo una sua opera a Treviso, una stazione dei treni sotterranea. Sì, sotterranea, tutto bello, tutto nuovo e bello, sì. Ma insomma, mi pare che tu sia ancora solo, o sbaglio? Purtroppo il Fedro non mi ha ancora raggiunto, sta rientrando da Roma, mi auguro che arrivi presto, sceriffo. No. Come no? Ho dato ordine al mio comandante dei vigili di bloccarlo alla frontiera della Padania. Quindi Fedro non mi arriverà in radio. Esatto, deve rimanere a casa sua, hai capito? Ma è romano anche lui! Ma lui non è di 2000 anni fa. Questo è poco ma sicuro. Va bene, ti saluto. Grazie sceriffo! Dale, ciao.